Bentornati carissimi spettatori miei ad un nuovissimo appuntamento. Analizziamo la situazione del quadro generale nel corso dei prossimi giorni e vediamo infatti l'irruzione di venti un po' più freschi di matrice nord atlantica, che saranno accompagnati poi anche da aria artica nel weekend e soprattutto nella prossima settimana. Infatti i prossimi giorni saranno contraddistinti da rovesci che agiranno in modo particolare sulla Toscana, con fenomeni intensi anche, specie lungo le coste dell'Alta Toscana, le zone maggiormente anche favorite sulla Campania, sul comparto tirrenico, più spazi soleggiati invece solamente sul versante del medio-basso Adriatico, con qualche fenomeno invece che potrà tornare ben attivo nel corso delle ore pomeridiane sulla Sicilia centro-orientale e localmente anche sulla Sardegna orientale. Le condizioni meteo saranno accompagnate poi da un successivo cambiamento di scenario proprio per l'arrivo di un sistema molto più intenso, proprio di matrice ciclonica, e interferirà nella giornata di giovedì portando forte maltempo e un fronte molto strutturato che dalla mattinata sarà in azione già al nord-ovest, ma poi si estenderà proprio questo sistema, un fronte ben allineato che proprio dai settori occidentali si spingerà fino a quelli orientali, coinvolgendo, pensate, anche le zone del medio-basso Tirreno fino a raggiungere la Campania e anche la Calabria, pensate, con qualche precipitazione nella serata. Intanto le zone, come vedete, soggette a un maggior rischio sono quelle cerchiate in rosso proprio a causa delle forti precipitazioni, che saranno più soggette le aree come l'Alto Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, e ovviamente anche sulla Toscana, sull'Alta Toscana, per precipitazioni intense e con temporali accompagnati da grandini di piccole dimensioni con fulminazioni notevoli e quindi il rischio di nubifragi. Questi saranno i settori più colpiti e ovviamente si vede bene dalla grafica delle precipitazioni totali per quanto riguarda la giornata di giovedì. Il flusso avrà una ripercussione ancora in azione nel corso del weekend, ma con minor probabilità di precipitazioni sulle regioni del nord, con cieli accompagnati da nuvolosità sparsa ma senza fenomeni con foschie e un calo delle temperature importante. Come vedete, nel corso invece delle prossime settimane avremo la permanenza del freddo artico, come vedete, non solo sull'Europa, sul nord Europa, ma anche su questi settori, proprio per un sistema di blocco ad omega che insiste sugli Stati Uniti e sulla Groenlandia, e questo porterà a una fase di blocco delle correnti di matrice artica proprio ferme, stazionarie sull'Europa. E questo potrebbe quindi permanere anche fino alla fine del mese, seppur con più stabilità del tempo, eccetto un passaggio nella giornata di domenica sulle regioni del nord-est e al centro e al sud Italia, un'evoluzione che viene ben vista ovviamente da tutti quanti i modelli, con netto calo della quota neve che si avrà fino ai 1300 metri proprio entro la giornata di domenica. Intanto considero già che la quota neve per quanto riguarda la giornata di giovedì sarà in netto calo dai 2600 metri fino ai 1300 metri entro la serata sul Piemonte e sulla Alta Lombardia, e attorno ai 1500-1700 metri sulle Dolomiti. Quindi questa è la fase che porterà poi a temperature spesso sotto la media stagionale nel corso della prossima settimana. Continuate però a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.